Eder, Mech, Pallister. Mi fa tanta rabbia, oltre a farmi star male, perché adesso che sono venute fuori anche queste altre lesioni, come ha fatto a infilarsi i sacchetti? Sia nelle gambe che nella testa, che se hai una vertebra fratturata non è che ti muovi facilmente, non respiri, penso neanche facilmente. Sono lesioni avvenute in vita. Non ha pantaloni stracciati, non ha giubbotto stracciato e lì per terra c'erano delle sterpaglie che poteva benissimo bucare il giubbotto. Ricordiamoci che Liliana aveva una copiosa presenza ematica, quindi perché quel sangue non è sui vestiti? Noi ipotizziamo che la testa sia stata ricoperta da questi sacchi, un cordino molto probabilmente per simulare appunto il suicidio e che quindi il sangue sia rimasto come è avvenuto infatti nei sacchi proprio perché sono stati messi in quel momento. E tu sappia, Liliana poteva già avere quella frattura alla vertebra 2T? Assolutamente no. Io posso solo dire che alcuni anni prima avevamo avuto un incidente, siamo finiti sotto un camion e lei è stata ricoverata in ospedale 3-4 giorni, aveva però una frattura al piede, però di quella frattura alla vertebra non ho mai sentito. E in questo incidente può essersi causata la frattura di questa vertebra? Questo non lo so, perché comunque mi ha detto Liliana che ha fatto la TAC, mi pare, o queste cose qua, per vedere. Comunque era un incidente importante. Liliana si è mai lamentata di dolori al collo? No. Anzi, a volte la trovavo più in forma di me, perché comunque lei camminava, io tante volte avevo problemi a camminare. Insieme a tutte le altre lesività che ha messo in luce già la prima autopsia, per noi rafforza l'ipotesi che Liliana sia stata malmenata, quindi allontana l'ipotesi suicidaria. E questa lesione sarebbe avvenuta in vita, ma concomitante con la scomparsa? Assolutamente sì. Indiscrezioni dicono di una microfrattura della vertebra toracica perimortale, quindi in prossimità chiaramente della morte, per cui non c'entrerebbe nulla con l'incidente di cui parla Sebastiano. Poi Sebastiano adesso parla di un incidente importante, quando invece nel 2020 scriveva un post che abbiamo recuperato dove parlava di un piccolo incidente, per cui nulla c'entra che, però questo è il suo modus operandi, perché Sebastiano invece di cercare... È venuta l'ambulanza a prenderci, eravamo sotto un camion. La verità, posso parlare? Invece di cercare la verità, cerca sempre una giustificazione. Lo ha fatto anche quando la consulenza... A me mi ha chiesto... mi fai parlare? No, devi stare attenta di quello che dici anche. Devi stare attento di quello che dici. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Quando la consulenza informatica ha consegnato il dato che Liliana cercava come divorziare, Sebastiano anche lì ha trovato una giustificazione, perché ci ha detto che con Liliana si era confidata una sua amica che voleva divorziare. Però Sebastiano, tu non ci hai mai consegnato nome, cognome e chi fosse quell'amica che voleva divorziare. Quindi lui trova sempre una pezza a colori, sempre una giustificazione invece di cercare la verità insieme ai familiari di Liliana. Guarda, sono cose che sulla questione della ricerca di come divorziare. Io mi ricordo che Liliana mi aveva detto, guarda che ho parlato con una mia amica che... E chi era questa amica? Questo non lo so, perché se era una collega non lo so, perché sempre aveva queste amicizie sia di lavoro sia anche fuori lavoro. Lei comunque faceva sport, viaggiava moltissimo. Allora c'è questa lesione. È un dato importantissimo per noi perché va a confermare quella che è la nostra ipotesi, cioè Liliana è stata prima aggredita, non è la causa del decesso, però Liliana insieme a tutte le altre lesività che sono state riscontrate e probabilmente nei prossimi incontri potrebbero venire fuori ulteriori elementi che comunque ci possono far dire che Liliana è stata aggredita, ma quello che colpisce al di là adesso di queste lesioni è soprattutto come è stata ritrovata Liliana e i vestiti di Liliana. Io ero presente quando sono stati analizzati presso la Medicina Legale di Milano insieme alla dottoressa Cattaneo, quei vestiti erano pulitissimi, tutti quanti hanno parlato solo i nostri occhi
occhi, quei vestiti non sono vestiti che indossava una persona che è caduta in un bosco. Cioè- Per noi è uno staging perché già basta quel fiocco, un fiocco, lo dicono anche i poliziotti quando intervengono, insomma, l'autorità giudiziaria nel momento in cui ritrovano il corpo di Liliana. Potrebbero essere, insomma, visto che si sta facendo un accertamento e finalmente si fa un accertamento approfondito, si potrebbero riscontrare ulteriori lesività che finora non sono stati... Sempre sulla base di questi vetrini, quindi c'è la revisione dei preparati istologici, quindi ci potrebbero dare ulteriori risposte. Noi aspettiamo, non rispettiamo il lavoro dei consulenti. E dove potrebbero essere le altre lesioni? Ad esempio sugli arti inferiori o meglio ancora sul capo, insomma ci possono essere ulteriori elementi che devono essere valutati. Quindi ci sono lesioni sugli arti inferiori. Potrebbe, stanno valutando, insomma, ci sono tutti gli accertamenti in corso e quindi nei prossimi colloqui e incontri si potrà stabilire e verificare questo aspetto. Sono perimortali, cioè nell'immediatezza del decesso. Ora questo ulteriore elemento va sempre verificato, va studiato, ci sarà, insomma, sarà un momento in cui tutti i consulenti si confronteranno, però perlomeno in prima battuta questo è il dato. E può essere che la prima autopsia non l'ha evidenziato. Ci può stare, perlomeno questi sono i risultati che stanno giungendo, quindi stiamo lavorando poi, stanno lavorando i consulenti, insomma, in modo limitato. Stiamo lavorando a 360 gradi per cercare di dare queste risposte ai familiari. Ci sarà ancora un'evoluzione nel caso, insomma, si sta lavorando e vedremo quello che verrà. Sebastiano parla di una vecchia TAC legata a un incidente. Acquisirete? Mi auguro che lo facciano le autorità giudiziarie, insomma, però visto che abbiamo acquisito questa informazione dal signor Sebastiano, avremo un accertamento, oppure se ce l'ha Sebastiano ce la fa fornire. Io posso dirti che quello che mi ha detto Liliana quando andavo a trovarla in ospedale, lei mi ha detto che ha fatto... Ti ricordi dove e in che anno? Ospedale sì, quello di Catinara, l'anno no. Quindi saresti disposto a fare avere questa TAC alla banda degli onesti? Nessun problema. Mi sono confrontato con i consulenti, con i nostri consulenti e il tipo di lesione, di lesività, di frattura è una frattura che è dolorosissima, cioè è una rima di frattura che comunque può portare, insomma, comporta delle limitazioni e soprattutto da quello che mi risulta, poi, ripeto, deve essere ancora accertato, sembrerebbe perimortale, quindi nell'immediatezza. Il quaderno delle contraddizioni. Le contraddizioni di Sebastiano. Si immagini lei, comincio al 14, al 15, al 16, al 17. Ogni contraddizione, telefoni. Non so, ero confuso, ero sotto shock. Quando sono stata lì quel 14 pomeriggio, come ho già ribadito, qualcosa non tornava, sa, a pelle, a quello che ho sentito, a quello che mi è stato detto, e ho cominciato quasi giornalmente a prendere degli appunti di quello che succedeva in quelle giornate. Quello che mi ha convinto a cominciare a prendere appunti è stato il 14, quando noi siamo stati chiamati da Sebastiano e lui remava contro. Avete fatto baruffa? Avete fatto discussioni? No, tutto a posto, tutto perfetto. Gli dico, ma insomma, a un dato momento chiamo gli ospedali, dico qua bisogna chiamare la polizia, perché cosa facciamo? Ho voluto fare la prima chiamata con il telefono di Sebastiano, gli ho chiesto il telefono perché ho detto qualsiasi comunicazione hanno già il numero suo. Ogni cosa chiamiamo la polizia, no. Ma scusa, dico, sei preoccupato o non sei preoccupato? Sì, ma aspettiamo cosa aspettiamo? Parlava della moglie con distacco. Con distacco. Non ho mai capito, scusate che lo dico, perché ha raccontato tante balle spaziali. Per quale scopo? Sembra che lei abbia avuto questa lesione proprio in questo alterco, poco prima della morte, che poi la considero suicidata. Io ho sempre ritenuto che Lilli l'hanno suicidata. Ma volete capirla che lei non era in quel boschetto picchiata? È stata occultata. Il cadavere è stato portato lì. Come fa Liliana, quel corpo, ad essere così pulito, compreso di calzoni, compreso di biancheria, pulita? L'intruso che è entrato in casa per toccare i telefoni di Liliana ha preso anche dei calzoni puliti e biancheria pulita. Io posso dire 3 cose. Intanto lei può scrivere quello che vuole e nessuno può contestare di quello che dice. Sono sue cose. Secondo, lei è venuta a casa mia e non mi ha detto che Liliana era scomparsa.
questa è la cosa che non perdonerò mai, non perdonerò. Una persona, un'amica, una che fino a ieri eravamo insieme in bicicletta, di qua e di là. Ma lei dice sempre che era amica di Lilli, non tua. Ma questo non me ne frega. Però abbiamo cenato insieme, fatto pranzi, cene, merende, viaggi, qua e là. Prima eravamo amici e adesso non era amica mia. Il contrario, Liliana mi diceva non mi va di andare fuori con Gabriele. Dice anche che hai ostacolato le indagini. Questo è diventato un PM di accusa, mi sembra di essere sotto processo. E la terza cosa che voglio dire è cosa facevano loro al Bosco delle Fragole, al posto delle Fragole, lì la sera prima, lei, Salvo e Sterpin, no? A 100 metri dove era Liliana. Questo è un mistero superato? Ah sì, è risolto e superato. È superato. Cioè, ma chi ha ostacolato le indagini Con la non lo dice fantasia solo si può Gabriella, fare tutto quello lo che vuoi. pensiamo noi, lo pensa la difesa e lo pensano tutti quelli che leggono con attenzione gli atti di indagine. Cioè Sebastiano lo fa dal primo giorno in cui Liliana scompare, cioè nella denuncia di scomparsa si legge che lui è preoccupatissimo già alle 16:30, però che cosa fa? Va poi in questura a denunciare appunto la scomparsa e non solo non dice, non consegna il numero di Claudio Sterpin, ma addirittura lui lo blocca. Cioè, quello doveva essere il primo numero che quest'uomo doveva consegnare in questura. Va bene, ammettiamo pure che lui non sapesse che quello fosse il numero di Claudio Sterpin e chi fosse Claudio Sterpin. Noi non ci crediamo, perché sempre leggendo gli atti di indagine sappiamo che Sebastiano sapeva. Ma in ogni caso quella era comunque il numero di un molestatore, sai perché? Perché a una telefonata che fa Claudio Sterpin alle 14:56 sul cellulare di Liliana, lui risponde e c'è una telefonata, c'è uno scambio di 11 secondi. Lui dirà che dall'altra parte c'era un soggetto che ansimava. Liliana aveva detto... seconda telefonata. Era seconda, perché Liliana aveva detto, innanzitutto tu non lo dici subito che rispondi a quella telefonata, poi la consulenza informatica dirà che, quindi darà ragione a Claudio, che effettivamente un uomo aveva risposto e lui, che è l'uomo dalle verità progressive, dirà sì è vero ho risposto, ma dall'altra parte c'era un uomo che ansimava. Allora ancora di più, se un uomo ansimava e Liliana si era già lamentata di questa cosa, che qualcuno la molestasse, doveva prendere quel numero e lo doveva consegnare alle autorità. Questo è quello che ci si aspetta. Intanto io non sapevo che Liliana era scomparsa. Però eri preoccupato, Sebastiano, lo dici tu nella denuncia. A un certo punto, più e tardi, quindi perché non consegni quel numero? Perché non lo consegni? Addirittura lo blocchi. Che ne so io? E perché lo blocchi quel numero? Ma perché non sono venuti gli agenti da me proprio a prenderselo? Quel numero blocchi, quello doveva essere il primo numero che tu dovevi dare. Andiamo al famoso giro in GoPro. Sebastiano, tu per andare in bici sei sempre vestito a puntino, come mai quel giorno eri vestito in modo strano? Guarda, no, all'epoca io non avevo quello che ho adesso. Prese le bici, si andava come... Poi d'inverno io non avevo l'attrezzatura per andare quei giretti lì, andavo vestito normale. Quindi il giro in GoPro che avrebbe messo alla prova anche il miglior Pantani per te era solo un giretto? Un giretti, sì. Hai idea cosa vuol dire fare robe importanti in montagna, alta montagna? Quindi per te stabilire il record dell'attraversamento di Trieste e toccare 400 km/h non è nulla di che? Una passeggiata, sì. Quindi è tutto normale, non c'è nessuna anomalia nel tuo giro in GoPro? Bisognerebbe guardare esattamente il video e capire come si sviluppa questo video. A me è successo, mi ricordo, che a volte si imposta, io guarda non ne capisco molto, io metto così, giro un po' qua e là e dopo si modifica il modo in cui viene registrato, la velocità, più o meno. Aspettiamo che vengano fuori delle alterazioni delle manomissioni. Noi le avevamo già individuate queste anomalie, tant'è che le avevamo segnalate e effettivamente il GIP poi ha accordato questa attività supplementare di indagine. Una cosa, questa sarebbe l'alibi perfetto di Sebastiano. Sebastiano nell'immediatezza della scomparsa di Liliana subito dice io per il 14 ho un alibi perfetto. A chi ho detto? L'hai detto alle televisioni, lo sanno tutti, lo sa tutta Italia. Quindi tu già sapevi che Liliana il 14 era morta? No. Perché dici io ho un alibi perfetto per il 14. No. Quindi già sapevi che era morta il 14. Però lo dici tu. Non so, vedi te. Allora, Sebastiano ha dei superpoteri,
perché percorrere 500 metri, però nessuno... Come puoi nessuno, parlare no. così? Come puoi parlare No, così? parlo così Ci sono perché delle cose che comunque con la GoPro succedono queste cose. sono, Bisogna guardare il video al di là quando di questo, si parte, al di là di guardarlo piano piano Sebastiano, col cronometro e vedere come... Nessuno ha scelto lei per essere insomma sottoposta a questa indagine, però ci sono tanti elementi che ci fanno pensare... Voi avete tutto questo Allora, l'avete depositato... io le faccio una domanda e lei mi deve dare una risposta. Qui, ad esempio, mi fa pensare alla questione del cordino e del DNA. Ad esempio, per quale motivo lei viene convocato? Ecco perché ci sono delle riflessioni. Viene convocato dai carabinieri per il DNA e poi, giorno 9 marzo, l'11 marzo dice di aver rinvenuto questo cordino nascosto, e quella persona è insieme ad un'altra persona e questa persona poi non conferma quello che sta dicendo lei. Cioè, ci sono delle anomalie. Per quale motivo? Perché ha trovato questo cordino in quella casa che era stato oggetto di perquisizioni. Ci sono delle perplessità importanti. Sentiamola. A un certo punto, adesso mi sono un po' confuso. Il cordino, loro hanno perquisito la casa quando sono venuti e io a un certo punto, un giorno, qualche mese dopo, adesso non mi ricordo quando... No, 2 giorni dopo, quando ti viene chiesto il prelievo del campione biologico per tipizzare il DNA. Il 9 marzo ti viene chiesto questo dai carabinieri e tu l'11 marzo ritrovi i cordini in casa. L'11 marzo ritrovi un attimo, se io avevo qualcosa da nascondere, prendevo, li buttavo nel via. Perché ho chiamato la polizia? Dimmi, spiegami questo. Sebastiano, perché era venuta fuori la notizia che su quel cordino c'era stato individuato un DNA maschile. Questi cordini erano importanti. Li prendevo e li buttavo via. Perché perché si era sparsa la notizia che su quel cordino era stato isolato un DNA qualsiasi maschile. cosa. E perché mi ha lanciato la scarpa quando quell'altro diceva... Che gli viene chiesto il 9 marzo in SIT, Sebastiano, le ha dei cordini in casa, dei gomitoli di spago? E lui dice no, non ce li ho. Poi gli viene chiesto alla fine della SIT di un consenso al prelievo di un campione biologico per tipizzare il DNA. Si era sparsa la notizia, si sapeva che su quel cordino era stato isolato un DNA maschile. Guarda caso. Un DNA maschile e tu l'11 ritrovi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.